in collaborazione con Dopo i tempi di recupero arriva Il chilometro consapevole, un nuovo libro di Carlo Cattani che affronta la complessità della sostenibilità nell'agroalimentare suggerendo strumenti utili ai consumatori. Poi un anticipo sui fuochi di marzo, il Loma Mers tipico delle campagne e infine in cucina a fare il brodo come tradizione comanda. La neve in Appennino non ferma l'agricoltura perché nei periodi invernali spesso le imprese svolgono un ruolo di supporto al territorio, primo tra tutti la pulizia delle strade utilizzando i mezzi meccanici, un'attività importante che rientra in quella che viene definita multifunzionalità aziendale. Nelle località dove la neve è una fonte importante di attrazione turistica, poi gli agriturismi sono un luogo confortevole per una sosta. A Sestola, nel Modenese, abbiamo incontrato una di queste aziende multifunzionali. Un bell'incontro sulle prime colline imolesi, ad ospitarci l'azienda vitivinicola di Jacopo Giovannini, ma al di là dei suoi prodotti e di quelli raccolti su questa tavola, l'incontro è con Carlo Cattani. Una bellissima storia che cerco di riassumere, ma soprattutto la presentazione di un nuovo libro in cui il titolo Il chilometro consapevole dovrebbe dare a noi consumatori degli strumenti per affrontare davvero la consapevolezza nei consumi. Allora, che dire, Carlo Cattani nasce a Faenza, si laurea in scienze statistiche ed economiche, gestisce un ristorante, partecipa alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che dirige per 5 anni, organizza la rassegna Cinema di Vino, collabora con Chef to Chef, questa bellissima associazione che crea tantissimi eventi, tra i fondatori e gli animatori dell'associazione Tempi di Recupero, tanto che Tempi di Recupero è il suo volume precedente rispetto appunto al chilometro consapevole. Albana Day, un altro evento realizzato, mi piace tantissimo perché io sono una portabandiera dell'Albana come vitigno, anche perché è solo di questa terra, altri progetti e prima lavorava in banca per 9 anni. Questo fa sorridere, però crea anche delle relazioni, perché in effetti se pensiamo al grande ristorante stellato della zona che è il San Domenico, anche chi ha avuto quest'idea folle di realizzarlo lavorava in banca ed era Gianluigi Morini. Dalla banca alla terra, dalla terra al vino, dal vino ai libri, insomma tutto un intreccio per insegnarci come affrontare davvero la nostra spesa quotidiana. Il nostro scopo era cercare di andare oltre al chilometro zero, cioè quindi uno strumento che è stato utilissimo sicuramente per un certo periodo, ma provare a superarlo, perché di fatto ci dà uno strumento eccezionale che è la distanza, ma non sempre ci dà degli elementi che per noi potrebbero essere invece molto importanti e interessanti, ossia elementi che possono spostare il nostro acquisto o meno su un prodotto o un altro. Gli elementi possono essere tanti, a partire da quello che è come viene trattata la terra, quindi se la terra viene trattata utilizzando molti pesticidi, molta chimica, eccetera, oppure se viene il più possibile rispettata. Ma questo lo stesso vale per gli animali, quindi il benessere animale, e tante altre cose come il benessere delle persone stesse, quindi i lavoratori che consentono che il prodotto possa arrivare negli scaffali e quindi poi nelle nostre tavole.
Assieme a tutto questo, tanti altri elementi di consapevolezza. Il libro contiene 29 contributi esterni, oltre al lavoro che abbiamo fatto io e Petrini per Ecco, tra l'altro il suo noi iniziale non è un plurale maestatis, perché è un libro scritto a 4 mani con Carlo Catani e appunto Carlo Petrini, che ovviamente è il padre di Slow Food, il papà di Slow Food. Sì, anche dell'Università di Scienze Gastronomiche dove ho lavorato, quindi era il mio capo ovviamente, e anche abbiamo la cosa che ci chiamiamo Carlo tutti e due, io sono quello meno famoso ovviamente dei due, ma firmo comunque uguale, per cui no, la cosa anche interessante, questi 29 contributi esterni, ci sono anche tanti altri elementi di consapevolezza che possono andare da quello che sono gli impatti ambientali, le emissioni di CO2, quindi nei trasporti, quindi chilometro per mezzo, tutta l'attività di logistica, il packaging che può essere molto pesante, quindi contribuire all'inquinamento, lo spreco alimentare, l'impronta idrica, la difesa della biodiversità. Ci sono veramente tanti contenuti sviluppati da grandi esperti di queste tematiche che noi abbiamo provato a inserire nel libro con lo scopo, diciamo, di dare elementi di consapevolezza e quindi continuare anche il percorso iniziato da Petrini 23 anni fa del buono, pulito e giusto, e cercando di attualizzarlo dando elementi alle persone non per colpevolizzarsi se sbagliano una volta un acquisto, perché tante volte prendendo una scelta, una direzione, non sempre si va in una direzione di totale esenzione da errori, purtroppo, perché la vita e le scelte sono molto complesse, però cercando di dare degli strumenti che possano essere utili a tutti quanti per poter fare scelte consapevoli, anche agli stessi produttori e o ristoratori che domani ci auspichiamo possano avere a disposizione anche strumenti, app o qualcosa dove possono evidenziare la loro ricerca, la loro scelta dei prodotti o dei produttori, anche attraverso, mettendo dentro un po' di dati, attraverso un output che mette in evidenza la faccia magari del produttore, esatto, come quella di Jacopo, appunto. E difatti ce l'abbiamo qui, Jacopo Giovannini, quindi come si inserisce in questo percorso di consapevolezza da fare condividere quest'impronta consapevole nel lavoro dell'agricoltura? Sì, dobbiamo essere sempre più consapevoli che il meteo e di conseguenza l'agricoltura sta cambiando, è cambiata e cambierà, e quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che non possiamo fare più quello che facevamo una volta. Dobbiamo quindi in prima persona renderci conto di questo, e da soli non possiamo capire quali saranno i cambiamenti e come affrontare i cambiamenti, ma abbiamo bisogno di ricerca, perché la ricerca è sviluppo, la sviluppo è crescita e la consapevolezza è una crescita, e di conseguenza non possiamo essere lasciati soli. Quello che noi possiamo fare, oltre che essere in maniera consapevole, produrre le nostre uve, coltivare i nostri vigneti, trattare i nostri terreni, dobbiamo rendere consapevole il consumatore finale di quello che poi lui versa nel bicchiere e va a bere. E come renderlo consapevole? Con le nostre esperienze, e quindi fare tantissima cultura, chiamare i nostri avventori, chiamare i nostri clienti, chiamare i curiosi nella nostra azienda, ma nelle aziende di tutti, e farli conoscere in prima persona il lavoro che facciamo. E l'agricoltura ha dei tempi ai quali noi non possiamo correrli davanti, cioè ha dei tempi che li detta lei, e di conseguenza se riusciamo a fare rete tra di noi agricoltori, non solo la viticoltura, perché qui è un discorso a 360 gradi, quindi a tutta l'agricoltura in sé, se riusciamo a fare rete tra di noi e a far conoscere anche agli altri agricoltori come si può fare a risolvere certi problemi, può darsi che il problema lo risolviamo prima, lo risolviamo più in fretta. D'altra parte, se stiamo chiusi invece nelle nostre aziende, nelle nostre case, chiaramente il megafono diventa più piccolo e di conseguenza il tutto diventa più lento.
Difatti il fatto di aprirsi e raccontare è fondamentale. Un produttore come fare? Comincia dalla terra, delle pratiche agronomiche corrette, il buono, pulito e giusto mi viene, non dico spontaneo, però voi siete bravi e soprattutto le nuove generazioni. Ma un consumatore non è che deve mettere insieme troppi tasselli quando si trova a scegliere. Poi scegliere un vino, è abbastanza un momento anche importante nella vita degli acquisti, ma magari vai a comprare della verdura, della frutta, lì bisogna sempre avere il manuale dietro. Qual è l'imprinting che ci possiamo portare? Allora, bisogna sempre fare attenzione a una serie di elementi dove purtroppo non è che tutti quanti, come abbiamo detto, sono elementi che a volte sono consoni, ma però alcune indicazioni possono essere abbastanza utili. Per quello che mi riguarda, io cerco sempre di indicare o di consigliare un rapporto diretto con il produttore, quindi una faccia dietro ovviamente a quello che è il discorso del prodotto. Come altra indicazione, solitamente questi rapporti riesci a crearli quando sono relativamente vicino a te. Con tutto ciò, se uno comunque per comodità sceglie un supermercato, perché poi di fatto andando nello specifico ci sono anche tante contraddizioni che nel libro proviamo ad evidenziare, nel senso che il grosso delle emissioni derivano molto di più dal viaggio fatto dall'acquirente per comprare i prodotti. Questo vuol dire che se uno va a un supermercato e compra tutto lì, fa un viaggio solo, le emissioni sono più basse. E questo cosa vuol dire? Che bisogna spersonalizzare l'acquisto? No, vuol dire che bisogna massimizzare l'efficienza dei nostri viaggi e l'attenzione, cercando di essere nei posti. Se uno è in vacanza in una malga, quindi è già lì, non è che uno per comprare il formaggio ha fatto il viaggio per comprare il formaggio, ma se è lì e se lo compra raccontando e comprando anche una storia, esattamente, ha fatto un lavoro di sostegno a un territorio, non ha consumato il territorio, ma ha fatto un lavoro anche eccezionale di conoscenza anche antropologica del territorio, delle persone, di sostegno di un progetto. Io vi ringrazio tantissimo. Allora, questo è il libro Il chilometro consapevole, Carlo Catani che è stato qui con noi, Carlo Petrini, Definire la sostenibilità a partire dalla tavola, Slow Food editore. E allora, Jacopo con i suoi vini, noi concludiamo con un brindisi almeno, concludiamo solo questo primo nostro incontro, perché a questo punto la linea passa a Claudio Ferri, a cielo aperto, e noi ci vediamo nel momento finale ancora a raccontare molte tradizioni della Campania anche in cucina.